Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura la forte ondata di maltempo che ha colpito in queste ore la Sicilia. Alcune scuole per la giornata di oggi sono rimaste chiuse. Tra le zone più colpite c'è Palermo. Disagi e allagamenti hanno messo in ginocchio soprattutto le borgate marinare di Mondello e Partanna. Bufera all'Università di Palermo, dove sarebbe arrivata una lettera anonima che accuserebbe un professore di comportamenti sessisti, scatenando una tempesta di polemiche. Il rettore ha avviato un'indagine interna per verificare la veridicità dei fatti e delle accuse contenute nella missiva. E rimaniamo nel capoluogo siciliano, dove la Corte d'Appello ha confermato la condanna a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa per tentativo di concussione all'attuale assessore comunale ai lavori pubblici a Palermo Salvatore Orlando. Quest'ultimo all'epoca del presunto reato, nel 2015, era presidente del Consiglio Comunale, sindaco era invece Leoluca Orlando. È stato dato questa mattina invece l'ultimo saluto ad Amedeo Grande, il giovane di appena 16 anni, morto a causa di una brutta malattia contro cui ha lottato fino all'ultimo dei suoi giorni, un dolore forte e inspiegabile, quello della cittadina di San Giuseppe Jato, dove il giovane viveva. E in chiusura ci spostiamo a Catania, dove si è svolta ieri la prima riunione in prefettura per la festa di Sant'Agata Targata 2024. A riunirsi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo dell'incontro è stato pianificare per tempo l'ottimale organizzazione della complessa macchina dei festeggiamenti in vista di febbraio prossimo. Ed è tutto per questa edizione. Dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.